è piaciuto fare il laboratorio di arte e incollare, inventare un po' di cose e mi è piaciuto tanto tanto. In questo laboratorio abbiamo incontrato le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per parlare insieme del coraggio. Abbiamo iniziato leggendo 2 storie su questo tema e poi abbiamo iniziato a conversare con i bambini sulle loro esperienze e le loro avventure rispetto a quando si sono sentiti coraggiosi o quando hanno sentito di avere poco coraggio per affrontare le loro avventure. È stato un bel laboratorio perché intanto potevamo mettere, non so, insieme delle cose che non si possono fare e poi perché abbiamo fatto dei libri. Con la carta abbiamo ritagliato, incollato, creato tante cose e mi è piaciuto tanto. Abbiamo potuto mettere a punto la nostra immaginazione con dei disegni fatti di carta. Siamo partiti per costruire insieme un personaggio che è il signor Coraggio o la signorina Coraggio e questo personaggio è poi stato utilizzato dai bambini per creare una loro personale storia a partire da un'ambientazione realizzata con la tecnica del collage. E mi è piaciuta anche la maestra, simpatica, ci ha letto dei libri e ci ha fatto vedere le figure. Ogni bambino ha poi concluso la sua storia del signor Coraggio e infine l'ha letta e raccontata a tutti gli amici in un momento conclusivo finale. Una volta iniziato questo lavoro, i bambini hanno scoperto le potenzialità delle sovrapposizioni delle texture di carte, dell'intaglio delle forme e da lì veramente si sono dedicati per più di un'ora alla realizzazione del loro libro e li ho visti veramente soddisfatti di quanto hanno realizzato e questo è stato molto, molto gratificante per tutti.